Presso lo storico Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, si è tenuto come da tradizione l'incontro di fine anno con la stampa del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il governatore ha sottolineato gli importanti scopi raggiunti e i prossimi traguardi da perseguire, primo fra tutti quello dell'autonomia. Tentiamo l'ultima carta di chiedere all'Election Day di farlo assieme alle amministrative 2017 che saranno a maggio. Se così non ci sarà, ma lo sapremo nelle prossime settimane, andremo a realizzarlo, a concretizzarlo molto prima e spero verso marzo-aprile. Ma guardi, noi andremo a chiedere innanzitutto ai cittadini se vogliono un Veneto più autonomo. Qualora il risultato sarà un sì e sarà un sì inconfutabile, chiederemo ovviamente la modifica della Costituzione. Stando qui perché la vera partita si discute qui, ma anche cosciente del fatto che il mandato ormai storico che ogni Veneto dà a prescindere dalla sua appartenenza politica è quella di immaginare che un giorno il Veneto possa essere autonomo. Noi oggi abbiamo questa possibilità, iniziare con il referendum. Tempo di bilancio e rendiconti annuali anche in materia di cultura, parchi e territorio. Interessanti e positive novità in questi ambiti che hanno visto pesanti tagli negli ultimi tempi. A raccontarcele Cristiano Corazzari, assessore regionale. Per quanto riguarda i miei referati, cioè la cultura in particolare, abbiamo avuto anche un riscontro positivo di una maggiore attribuzione di risorse da parte del Consiglio rispetto a quelle che erano preventivate. Abbiamo posto le basi per riformare anche il nostro sistema delle aree naturali protette dei parchi, in particolare abbiamo una legge quadro sui parchi che è depositata in seconda commissione che sarà affrontata quest'anno e andremo quindi a affrontare in modo deciso anche le tematiche specifiche di alcuni parchi come quello dei Colli Euganei dove c'è la problematica dei cinghiali e quello della Lessinia. Nell'aspetto complessivo è stato un anno intenso che però dovrà trovare la propria naturale prosecuzione attraverso la realizzazione di progetti di legge fondamentali che sono il testo unico della cultura nell'anno in corso, il testo unico sulle aree naturali protette e sui parchi e per quanto riguarda l'urbanistica la legge sul consumo del suolo.